Alla capiente piscina CONI della Padova Nuoto è stata grande festa per i giovanissimi nuotatori dai 6 agli 8 anni, ovvero la categoria propaganda impegnati nel quinto Memorial Katia Capuani di nuoto, nel ricordo di una donna che ha sempre sostenuto l'importanza di incoraggiare i giovanissimi a dedicarsi allo sport. Impianto che ha accolto anche numerosissimi genitori accorsi a sostegno dei loro figli nella competizione di fine anno scolastico prima delle vacanze, in una sfida che è diventata un appuntamento fisso con un tifo da vero stadio. Ad aggiudicarsi il trofeo di questa quinta edizione sono stati i ragazzini del team Padova che hanno preceduto il Legnago Nuoto, che a sua volta si è imposto sulla formazione del Terma Delfini di Abano. Atleti premiati con una coreografica e animata cerimonia all'esterno degli impianti dalle figlie di Katia Capuani, Valeria e Daniela e dal presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. È una giornata importante per lo sport del nuoto perché in queste due piscine, nella coperta e nella scoperta, abbiamo trovato oltre 500 giovani atleti, dai 6 agli 8 anni, dai 10 ai 12, per uno sport che sta crescendo in Italia e che ci darà molta soddisfazione. L'importante è dare anche la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi in acqua, di divertirsi, stare assieme e capire che lo sport è un elemento importante per la loro crescita. Credo che questo è il messaggio che vogliamo dare con queste manifestazioni. Lunghissima la cerimonia di premiazione per assegnare i premi ai primi 3 di ogni categoria ai quali sono andate le medaglie di rito, i gadget, così come pure i trofei per le squadre vincitrici e le formazioni che hanno partecipato a questa superlativa edizione del Memorial Capuani. Tra queste lo swing con selve, i nuotatori dell'Occhiobello di Rovigo, l'Acqua Ambiente di Bassano, l'Abano Nuoto, la squadra del nuoto del Rovigo e del Vigonza Stra. Giornata di festa per il nuoto negli impianti padovani e poi proseguita nella piscina olimpica esterna di 50 metri, baciata da un raggiante pomeriggio di sole dove si sono sfidati gli atleti dai 10 ai 12 anni, ovvero gli esordienti A nella competizione organizzata dal Team Veneto sotto la guida del presidente Silvano Lindaver. In questo momento sono in acqua tutti i ragazzi delle società aderenti al Team Veneto e si stanno confrontando in una bellissima, fortunata giornata di sole in un grande impianto. E stanno confrontando fra di loro e gareggiando in armonia con il nuoto. L'obiettivo di oggi è farli stare insieme, farli conoscere e far capire loro che oggi sono a fare una manifestazione che si ricorderanno per sempre e per tanto tempo. Il Team Veneto nel nuoto padovano è un punto di riferimento anche qui a Padova, all'impianto della Padova Nuoto. Inoltre anche a livello nazionale e internazionale possiamo contare su atleti di grande livello, di alto livello, bravi ragazzi che studiano e che nuotano molto, molto forte. Molti dei nostri atleti sono anche a livello nazionale e abbiamo anche 3 atleti convocati per le Olimpiadi di Rio. Queste in acqua sono le giovani leve, quelli che in futuro potranno ricoprire ancora il ruolo di nuotatori ad alto livello. Non è solo una festa, è una manifestazione sportiva molto importante perché si vede la crescita del nuoto nella città non solo di Padova ma del Veneto. Infatti hanno aderito molte società della provincia di Verona e di Venezia e di Rovigo. Speriamo che abbia una crescita, ma oltre 500 atleti di queste categorie che sono il futuro di uno sport che sta avendo una grossa risonanza a livello nazionale e internazionale. Credo che questi ragazzi si dedicano a un'attività che li farà crescere in maniera sana, a stare insieme, a divertirsi e avere un futuro nel mondo dello sport. Una sfida tra mini atleti delle società del Team Veneto di nuoto che hanno raggiunto in questi anni traguardi importanti a livello nazionale, con numerosi atleti che hanno poi raggiunto traguardi ambiziosi come quelli di essere entrati nella squadra azzurra alle Olimpiadi di Rio.